Solidarietà e sconcerto è un coro unanime quello che si pone a fianco dei sanitari del pronto soccorso di Cittadella e ringrazia i carabinieri per l'intervento, a partire dai sindacati. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al personale infermieristico, medico, che sono riusciti per miracolo a scampare una situazione gravissima di aggressione. E questo ci riporta a quanto i nostri ospedali siano comunque luoghi di cura e di tutela di tutti e purtroppo anche fragili per questo. Chiediamo a tutti di poter essere solidali in questa situazione e avere un pensiero forte rispetto a questo personale che è a disposizione anche in situazioni di criticità. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ringrazia l'Arma dei Carabinieri e ribadisce come non ci possono essere attenuanti per chi aggredisce il personale sanitario. Anche il presidente della provincia, Sergio Giordani, esprime lo sconcerto per quanto accaduto. Solidarietà agli operatori del pronto soccorso, anche dal sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che ricorda come il decreto legge approvato il 1° ottobre inasprisca le pene. Dal sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, una riflessione. Purtroppo è un fatto che poteva accadere qui all'ospedale come avrebbe potuto accadere in qualsiasi altro luogo affollato. Io rimango della mia idea che purtroppo la legge Basaglia va rivista in maniera importante, perché questa persona è comunque una persona conosciuta che aveva delle problematiche e quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Io ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio anche i civili che sono intervenuti per fermare questa persona.